Se volete approfondire il vostro studio del genovese, vi consiglio di visitare il Consiglio per il Patrimonio Linguistico Ligure, sito internet molto interessante nel quale troverete un dizionario italiano-genovese, molti dati relativi alla letteratura ligure e tante schede grammaticali molto importanti per imparare a leggere, scrivere e parlare in genovese. Un saluto a tutti e benvenuti a Senese 101. Un saluto a tutti e benvenuti a Genovese 101, il primo podcast in italiano per imparare il genovese e la lingua ligure. Oggi andremo a imparare i convenevoli. Una volta che ci si è presentati in genovese è buona abitudine, così come in italiano, di fare 2 domande di convenevoli prima di cominciare la conversazione. E come in italiano i convenevoli possono essere fatti in una maniera più informale o in una maniera più formale. Quando si parla in maniera informale si possono usare delle forme impersonali o delle forme più personali. Andiamo a vedere le forme impersonali. Ciao Claudio, com'è lei? Ciao Claudio, com'è? O letteralmente, ciao Claudio, come la lei? Ciao Claudio, come va? Ciao Claudio, come va? O letteralmente, come la va? Facciamo caso come in genovese le forme impersonali presentano quasi sempre una particella pronominale femminile, in questo caso appunto la A. Lo si può notare in altri esempi come Alevea, è vero, ma letteralmente è vera. Nei convenevoli però abbiamo anche l'utilizzo di forme personali come ciao Claudio, come ti stai? Ciao Claudio, come stai? O letteralmente ciao Claudio, come tu stai? Adesso andiamo a vedere le forme più formali. In genovese, così come in italiano, quando si parla alla maniera formale si utilizza la terza persona singolare femminile, le a. In alternativa però possiamo usare delle forme che hanno un certo gradiente di formalità aggiuntiva. Quindi troveremo sha e vusha. Vediamo degli esempi. Buongiorno su Claudio, come sta? Buongiorno signor Claudio, come sta? Buongiorno su Claudio, come sta? Buongiorno signor Claudio, come lei sta? Buongiorno su Claudio, vusha come sta? Buongiorno signor Claudio, lei come sta? Ma letteralmente intendiamo buongiorno signor Claudio, ossia come lei sta? Va bene, la lezione di oggi finisce qui. Vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Arrivederci!